Siamo in agro di Lattarico, in un'azienda aderente al programma di cui è titolare l'AOP, Associazione Olivicola Cosentina, programma a valere sul regolamento comunitario 611 del 2014, 615 del 2014. Regolamento che si compone di diversi ambiti per come è previsto nel progetto della OP Associazione Olivicola Cosentina, ambiti che prevedono diverse misure, ambiti e misure che non sono compartimenti stagni ma che tra di loro si amalgamano e si completano. Infatti la OP, soprattutto nell'attività di campo, nell'ambito 2, nella misura B, garantisce alle aziende agricole l'assistenza tecnica e soprattutto la compilazione del quaderno di campagna assieme alla somministrazione di mezzi tecnici, quindi concimi, nel rispetto di un disciplinare di cui l'AOP è già titolare, che negli anni è stato implementato, soprattutto con attenzione alle zone vulnerabili dai nitrati. Sempre in questo ambito, con la misura C, controlla la diffusione, gli attacchi della mosca, in modo da garantire alle aziende le giuste informazioni tramite i bollettini e quindi eventuali e possibili trattamenti. Siamo nel mese di ottobre e in questa azienda vediamo che le drupe sono ancora verdi e sono predisposti all'invaiatura. Proprio in questo periodo sono stati somministrati, e nelle prossime immagini vedrete la modalità di somministrazione, dei concimi fogliari ricchi di rame, di potassio, assieme ad stimolatori ormonali che facilitano e garantiscono sia l'allegazione che la maturazione e l'invaiatura della drupe stessa. Successivamente a questa, con l'altra attività, la misura 4A, si ha il miglioramento della raccolta, dell'attività di raccolta, che è il completamento, il coronamento di tutta l'attività annuale in modo meccanico, quindi rapido, economico e veloce. I tecnici dell'OP, sempre nella funzione di assistenza tecnica, si recano in azienda e prima di incominciare la raccolta, tramite la valutazione dell'indice di RN, come ben potete vedere, abbiamo raccolto un campione significativo di olive, di drupe, alcune delle quali sono invaiate completamente, altre sono in procinto di, altre sono a metà invaiatura. Si fa una valutazione statistica e poi, avendo a disposizione pure il penetrometro, cosa che abbiamo in sede, si decide se statisticamente conviene o meno incominciare la raccolta. Valutato il tutto, anche in modo estremamente empirico, in modo estremamente veloce, si può dire che siamo nel periodo ottimale per incominciare la raccolta. Infatti siamo nel periodo, quest'anno, siamo nel periodo del 10-12 di novembre. L'assistenza tecnica della Olivicola Cosentina, garantita alle aziende aderenti al progetto per la messa in atto di tutte le attività che si coronano con la raccolta, ci conduce ad oggi, dopo la valutazione dell'indice di RN che ci ha consentito di dire statisticamente che siamo nel periodo ottimale. Infatti siamo tra il 12 e il 13 di novembre per la raccolta, in modo che le drupe sono ben invaiate, l'olivazione è al punto ottimale, si procede alla raccolta. Raccolta che deve essere effettuata con l'impiego, il consiglio è quello di effettuarla con l'impiego di mezzi meccanici che agevolano la stessa. Proprio adesso state vedendo l'utilizzo di un braccio scuotitore. Trattasi di un braccio che, unito ad una trattrice meccanica cingolata, fornisce alla pianta una delle vibrazioni che consentono la caduta della drupe. Si può ben vedere che per la protezione del tronco la pinza del braccio è dotata di tamponi di gomma che evitano ogni possibile rottura del tronco, non solo, anche le piccole scalfiture. A terra vengono posizionate dei teli antispina per l'intercettazione della drupe, che immediatamente viene ad essere raccolta e posizionata, messa e stoccata in cassette di plastica finestrate, non riempite fino all'orlo, proprio per evitare ogni possibile innesco di ossidazione. Infatti le possibili
rotture delle olive dovute a traumi proprio per effetto delle macchine possono mettere in atto innescare quindi l'ossidazione che inficia propria la qualità dell'olio. In questo momento invece vedete il ripasso delle olive, perché non è facile che si stacchino tutte in modo completo per la raccolta totale e completa della pianta, tramite un abbacchiatore messo in opera da un addetto in modo molto professionale ed esperto, abbacchiatore con asta telescopica alimentato da energia elettrica, cioè da batterie al litio. Questo proprio per garantire il non uso di combustione e soprattutto per la facilità e leggerezza della macchina operatrice. Dopodiché le drupe saranno raccolte e posizionate in cassette finestrate e in binze e trasportate in frantoio, dove verranno molite nel più breve tempo possibile. Questo abbacchiatore elettrico con batteria al litio è l'ultimo prodotto della ditta Minelli, è totalmente al carbonio, non danneggia la pianta, è molto facile per l'utilizzo ed è l'ideale per fare la raccolta delle olive senza usare mezzi a benzina, ecco, o diesel. A coronamento di una faticosa giornata di lavoro, il prodotto raccolto viene trasportato in frantoio e proprio per questo siamo in Agro di Lattari. Le olive dal campo sono state portate in frantoio, nel piazzale del frantoio sono state scaricate e come vedete tutte in binze finestrate e binze nemmeno riempite fino all'orlo, per come dice la procedura del nostro disciplinare, vengono pesate, dopodiché si passano nella macchina defogliatrice che eliminerà tutto il materiale in eccesso, le foglie e i rametti. Adesso vedete come il materiale raccolto e dopo la pesatura viene versato nella defogliatrice, nella tramoggia della defogliatrice, che provvederà alla separazione del materiale inerte, quindi le foglie, pietre e rametti, dalle olive che verranno poi frante. Dopo la defogliazione le olive, sempre in un binze finestrato, vengono versate in una nuova tramoggia che le porta alla lavatrice e con un'ulteriore defogliazione per gli elementi ancora rimasti vengono completamente eliminati, dopodiché si passeranno tramite una cloaca nella frangitrice. Adesso siamo nella sala macchina, diciamo, del frantoio, dove vediamo il frangitore a martelli che praticamente provvede a ridurre le olive in pasta, che vengono poi passate nelle gramolatrici, dove rimangono almeno per 20 minuti ad una temperatura diciamo bassa, estremamente bassa. La temperatura di lavorazione del frantoio che stiamo adoperando si aggira intorno ai 22-25 gradi. Superata la parte della gramolazione della pasta, questa viene ad essere trasferita nel decanter, che sarebbe una centrifuga che lavora con un cilindro orizzontale che, ruotando ad una velocità di almeno 3200-3500 giri al minuto, elimina e separa, siccome ci troviamo in un frantoio a due fasi, separa l'olio, l'acqua di vegetazione e la sanza ed acqua di vegetazione che vengono espulse tramite una cloaca. L'olio viene ad essere passato in un altro decanter, che sarebbe un separatore verticale, dove l'acqua viene completamente separata dall'olio e nelle vasche poi si andrà a raccogliere il prodotto olio. Perché abbiamo scelto questo tipo di frantoio? In primis perché è una macchina innovativa, una macchina nuova, moderna, ha una potenzialità di trasformazione di almeno 30 quintali ora, e poi per un fatto molto importante, perché la rapidità e sanità della lavorazione è importantissima nella trasformazione. Infatti dal sudore dei campi, dove vengono ad essere raccolte le olive e trasportate in frantoio nel tempo più breve possibile, lavorate nelle 24 ore in un frantoio di questo tipo, da un prodotto buono sicuramente si otterrà un olio straordinario. Sempre a completamento di tutte le operazioni, completata la potatura, si utilizza la trincia per lo sminuzzamento dei residui della potatura, quindi dei rami e
foglie eliminate nella operazione di potatura, che successivamente avranno la funzione di una sorta di concimazione organica, visto i nuovi regolamenti e soprattutto l'impedimento di procedere alla bruciatura come si faceva una volta per l'eliminazione del materiale residuo. Oggi si preferisce utilizzare un attrezzo che si chiama trincia, che funziona con dei martelli posizionati su un asse rotante orizzontale, messo in funzione dalla forza motrice della trattrice stessa. È un attrezzo spostabile, quindi con facilità può raggiungere la prossimità del piede dell'ulivo senza arrecare danni allo stesso, e la sua funzione è anche quella di mantenere l'inerbimento del sottosuolo. Il mantenimento dell'inerbimento è importante sia perché è una pratica prevista dai nuovi regolamenti regionali e sia perché proprio l'inerbimento consente la formazione e costituzione di un cotico erboso importante per il nutrimento della pianta, in quanto favorisce ogni possibile tipo di l'assorbimento di ogni possibile tipo di concimazione che viene effettuata sull'oliveto. Cari amici, benvenuti ad una nuova puntata di Coltiviamo Futuro, la rubrica di Federtizione dell'Agricoltura sul mondo dell'agroalimentare calabrese e sul mondo delle opportunità che circondano questo nostro settore. Oggi, dopo aver parlato nelle scorse puntate di possibilità di investimento, di giovani e di nuove aziende che possono affacciarsi sul mercato non solo regionale ma anche sul mercato nazionale, puntiamo a informare su quelle che sono le opportunità per chi avvia una nuova azienda e soprattutto per chi decide di intraprendere il percorso della vendita dei propri prodotti e soprattutto dei nostri prodotti tipici, di intraprendere la strada del commercio digitale. E proprio per questo è con noi oggi il dottor Giovanni Lecoche, CEO di Archis Digital Marketing, a cui rivolgeremo alcune domande proprio su come può un'azienda districarsi al meglio per poter intraprendere il percorso del commercio online e quindi, soprattutto in un periodo di pandemia, scoprire nuovi mercati. Dottor Lecoche, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. E soprattutto appunto un'azienda, noi qui trattiamo principalmente di agricoltura, che si affaccia sul mercato, vuole sfruttare questo nuovo canale del digitale, quindi vuole proporre i suoi prodotti su una vetrina globale. Che percorso deve intraprendere per poter fare questo tipo di attività? Beh, innanzitutto la prima cosa da fare è avere comunque un piano di business, cioè sapere dove si vuole andare, in che modo e in che tempi. Fatto questo, in genere si struttura un sistema informativo, quello che viene chiamato brief, con l'azienda, proprio per capire quali sono gli obiettivi, quali sono i suoi punti di forza, i suoi punti di debolezza, su che target si vuole arrivare, in che modi e in che tempi. Una volta fatto questo, in genere si prepara una strategia digitale, fatta questa strategia di marketing completa, diciamo. Questa strategia di marketing completa viene applicata con tutti gli strumenti che sono noti e penso a tutto il pubblico, cioè dal sito web, passando per i canali social, attraverso il posizionamento sui motori di ricerca, l'email marketing e soprattutto quello che si fa una volta che si comincia un'attività di questo tipo. Si devono analizzare molto bene i dati, cioè capire, domanda consapevole e latente da parte degli utenti, cosa cercano, cosa vogliono, se effettivamente cercano determinati prodotti e come li vogliono avere, come li vogliono consegnati. Questo parlando diciamo in un ambito di commercio elettronico, perché comunque ci andiamo a confrontare con player grandissimi come Amazon, come eBay, e diciamo una realtà che si affaccia all'inizio sul mercato non è né Amazon né eBay, quindi deve aver chiara l'idea che deve partire piano piano, deve partire a step, deve fare un determinato percorso completo ma
regolarmente definito, in maniera tale che poi può sfruttare tutti i canali e sperare di farsi conoscere, perché un conto è avere un punto vendita in un luogo fisico, esattamente, un conto è essere online. Essere online vuol dire comunque fare delle attività maggiori, è molto lungo il percorso, non è sicuramente veloce, anche irto di ostacoli, però sicuramente sei in una vetrina globale, ed essendo in una vetrina globale sicuramente puoi arrivare a tutti quegli utenti che prima non immaginavi di raggiungere. Questo soprattutto, finalmente si parla magari proprio di percorso. Nella mia piccola esperienza, anche magari confrontandomi con le aziende o con qualcuno che si avvicina alla nostra organizzazione che sta iniziando questo percorso magari solo attraverso i canali social, quello che forse si sottovaluta è quello che lei specificava prima, cioè il discorso di pianificare in maniera organica quello che è l'obiettivo di crescita dell'azienda, cioè far capire innanzitutto che tipo di prodotto è, poi se quel tipo di prodotto appunto è appetibile sul mercato e come soprattutto cercare utenti. Io ricordo qualche tempo fa alcune persone con cui ci siamo intrattenuti su questo discorso del digitale, non avendo un'azienda che commercializza ma vedendole diverse, era proprio il discorso: guarda, ho aperto il mio sito internet, ho aperto la mia pagina Facebook, però sì, sono sul web, però sono un puntino, sono una goccia nel mare, perché non è diciamo l'apertura, cioè, dalle sue parole io ho capito che non è tanto dire faccio il sito, faccio la vetrina, faccio la pagina e poi va da sé, è costruire il percorso dietro, e forse questo è un meccanismo che dai più viene sottovalutato, almeno nella mia piccola esperienza, da quello che ho potuto vedere con alcuni nostri clienti, spesso si sottovalutava questo punto di vista. E a proposito di questo, la prima parlava proprio di dover fare un piano di diciamo un piano di commercializzazione, quindi un piano di comunicazione, eccetera. Ma quindi gli strumenti per poter realizzare questo piano quali sono? Quindi nel caso di social media o nel caso di vetrine sul web? Gli strumenti sono tantissimi, sicuramente il sito web è la cosa che deve essere fatta al meglio, deve essere fatta in modo che il motore di ricerca la possa leggere e comprendere bene. Poi sicuramente i canali social media sono importanti, come è importante l'email marketing, come è importante quella che si chiama digital PR, ovvero cercare... Perdone, quindi il famoso posizionamento, sempre dire questa parola, posizionamento sui motori di ricerca, sì, è una di quelle attività che si chiama Search Engine Optimization, che serve proprio a fare in modo che il tuo sito sia chiaro al motore di ricerca, ma soprattutto bisogna lavorare proprio per intercettare quella che dicevo prima, domanda consapevole e latente, cioè le persone stanno sui telefonini, stanno da ogni secondo, soprattutto nel periodo pandemico, davanti a un PC, quindi fanno migliaia di ricerche. L'obiettivo è intercettare queste ricerche, e per farlo bisogna seguire attività come quella che ho appena nominato, cioè la Search Engine Optimization, poi ovviamente c'è il famoso Google Ads, che è il Search Engine Advertising, ci sono i social media, ci sono tantissime cose che si possono utilizzare in un piano di marketing mix e ovviamente vanno utilizzate per bene, vanno studiate costantemente, cioè non si può pensare di fare un sito web, metterlo lì come ha detto lei, lasciarlo lì e sperare che arrivano i miei consumatori, i miei utenti a comprare i miei prodotti. Bisogna comunque analizzare e studiare costantemente i risultati che arrivano da questi strumenti, cioè gli strumenti ce li abbiamo e fare in modo che vengano ottimizzati e usati al meglio, perché lasciarli lì così come sono a poco servirebbe. Quindi è un lavoro costante, è un lavoro che avviene giorno dopo giorno, non è più come quando eravamo un pochettino più giovani, 20 anni fa, facevi il sito web, ok, abbiamo risolto. No, è un lavoro costante, cambiata l'utenza, cioè, sono ricerche, le ricerche sono aumentate in maniera esponenziale, parliamo di oltre exabyte di dati, quindi il mondo è gigante, ci sono tantissimi competitor, non è facile, basta fare un lavoro fatto bene dall'inizio fino alla fine, seguire una strategia, avere tanta pazienza, perché non è che dall'oggi al domani purtroppo si può cominciare a monetizzare, dall'oggi al domani non è possibile, però facendo un percorso abbiamo tanti clienti che sono riusciti. Ed è quello che noi ripetiamo sempre in questa trasmissione, è quello di accompagnare le aziende, quindi stargli vicino e creare in questo modo... Si lavora insieme, non è mai solo l'agenzia di comunicazione che lavora, bisogna lavorare sempre a spalla, non è che l'agenzia di comunicazione è come il fabbro, preparami il cancello, quando il cancello è pronto funziona, finito, no, bisogna lavorare insieme. L'esempio che facciamo tipicamente in agenzia è:
Si può creare la macchina che è il sito web, bellissima, la Ferrari, ma perché abbiamo creato la Ferrari? Perché dobbiamo arrivare a Milano in 5 ore, in 6 ore, perfetto, ma allora dobbiamo mettere una determinata benzina, dobbiamo mettere determinate gomme, dobbiamo fare un lavoro costante. Dobbiamo rispettare i limiti, se non consente la I limiti sempre, ci mancherebbe, perché se no ci arresta. Però è un lavoro costante che si fa sempre e comunque a spalla. E questo, allora, nel momento in cui un'azienda decide di intraprendere questo tipo di percorso, soprattutto un'azienda come la sua che comunque ha già una discreta clientela perché la segue da qualche anno, quindi ha già maturato un'esperienza non solo in Calabria ma anche fuori dai nostri confini regionali, se un'azienda decide di intraprendere questo percorso perché reputa il suo prodotto valido, e comunque noi siamo una regione che dal punto di vista agroalimentare ha molte eccellenze, una su tutte l'olio extravergine d'oliva che è molto cara a questa trasmissione. In questo caso come si può approcciare a questo tipo di percorso e soprattutto la nota dolente che è dovuta più che altro a un discorso di inesperienza e di scarsa conoscenza di questo comparto, è data dal fatto dei costi. Spesso si reputa che il costo dedicato a questo tipo di attività sia solo il discorso del famoso sito vetrina, però so che non è così, no. Quindi in questo caso come deve approcciarsi l'azienda? Questo dipende sempre da quello che abbiamo detto prima, una volta che uno ha il piano di comunicazione, prima del piano di comunicazione ha il piano di business, conosce i suoi limiti, sa quanto può investire, l'agenzia di comunicazione deve cercare, laddove riesce ovviamente il professionista, mai rivolgersi all'improvvisato, ma perché gli strumenti ormai ci sono in giro, cioè ci sono i social, c'è il motore di ricerca, ci sono le mail, però conviene sempre rivolgersi a un professionista e al netto di questo, in base ai costi che l'azienda decide di investire, perché parliamo sempre di investimento ovviamente da parte di un'azienda, in base a quello che decide di investire si può cercare di elaborare un percorso. Questo percorso può essere tranquillamente fatto a step, non per forza bisogna essere la grande azienda che decide di investire, ci sono le aziende che hanno possibilità di grandi investimenti, però ci sono anche le piccole aziende che vogliono emergere, devono avere la consapevolezza che i costi ci sono, possono essere bassi, medi o alti, a seconda degli obiettivi che si decide di raggiungere. Questo diciamo, è stato un discorso molto chiaro e soprattutto quindi dipende anche dalla capacità di impresa, più che altro di voler investire nel discorso della promozione. Beh, io a questo punto la ringrazio nuovamente di essere stato con noi oggi e vi do appuntamento alla prossima puntata.